Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una notizia arrivata poco fa: Treviso era tra le città candidate a diventare capitale della cultura del 2024. Purtroppo è andata male per Treviso, ha vinto l'Aquila, lo ha appena annunciato il ministro della cultura Sangiuliano. Vedremo tra pochissimo la lettura delle motivazioni e la decisione. Vediamo, regia, se abbiamo Sangiuliano. Sentiamo. Modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale. Mira al recupero dell'identità, puntando sulla cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il budget previsto è coerente con gli obiettivi. La strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore. Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l'intero anno e copre tutto il panorama dell'espressione artistica e culturale: cinema, teatro, musica, arti visive. Apprezzata l'attenzione ai giovani, che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto la giuria, all'unanimità, raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. Congratulazioni, fate partire il video. Purtroppo è andata così. Sentiremo poi le reazioni del sindaco Mario Conte, dell'assessore alla cultura di Treviso Maria Teresa De Gregorio. Sentiremo, era andato a Roma anche Zaia, davvero un grande impegno della città di Treviso, grandi investimenti, e questa è stata la decisione della commissione. Però andiamo subito sulla cronaca adesso. L'anziana che ha ricevuto una bolletta shock da 2.500 euro. Sentiamo subito Chiara Gaiani, perché questa donna aveva addirittura pensato al suicidio. A te, Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Renzo Rigon ci troviamo nella sede di Federcontribuenti, che sta seguendo il caso della signora Maria, 93 anni, che per i mesi di dicembre e gennaio, con consumi pari a quelli dello scorso anno, ha ricevuto questa bolletta da 2.542 euro, davvero una cifra che l'aveva fatta pensare a gesti estremi. Ecco, sono con Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, e Fabio Gabrielli, l'avvocato che sta seguendo il caso, perché pensavate di aver vinto questa battaglia, perché la signora Maria ha ricevuto uno storno, ma il 5 marzo le è tornata la bolletta con la stessa cifra per un consumo di gas che era stato quello simile a quello dell'anno scorso. Sì, è abbastanza raccapricciante la situazione, perché la signora, dopo un coccolone che si è presa con la prima, e si era anche un po' rilassata visto che avevano mandato lo storno, noi non avevamo chiesto che annullassero la bolletta, ma che la ricalcolassero con i valori medi normali del costo dell'energia di adesso. Spenti i riflettori mediatici, gli hanno rimandato paro paro la stessa fattura di prima, e perciò un altro coccolone. Un po' di rispetto per le persone anziane. Ecco, allora noi abbiamo sentito prima con il collega Renzo Rigon la signora Maria, una signora di 93 anni, perfettamente lucida. Vi assicuro che mi ha fatto una tenerezza incredibile, perché è davvero in grado di gestirsi, ma quando le arrivano queste cose si è sentita quasi male. Allora vi proponiamo adesso l'intervista che abbiamo raccolto. 2.542 euro, tra l'altro un prezzo del gas esorbitante. Lei pensa di essere in qualche modo vittima di un cattivo scherzo del destino, di una truffa? Sì. Me lo c'è pa. Il fattore che aveva di fianco me ne voda, cioè non so cosa che aveva fatto. Lei aveva sottoscritto un contratto, un prezzo che era corretto. Le hanno comunicato in qualche modo questo aumento così importante? No. Non è arrivata nessuna comunicazione? No, nessuna. Mai avuto comunicazione.
Lei ce la fa a pagare questa bolletta, signora Maria? Chiedo a volte, perché ho avuto anche l'anno scorso un aumento, ma non così alto, un terzo, e ho chiesto la rateizzazione. Lei vive della sua pensione? E 600 euro e rotti. Adesso che cosa spera che succeda per questa bolletta, signora? Spero che si metta una mano al cuore, perché una cifra così alta non so come che si possa pagarla. Le persone anziane non c'è che abbiano una pensione alta, o se lì va a tirare i soldi, non si tira tutti i soldi che si versa. Ecco, è una signora, come avete sentito, perfettamente lucida, in grado di badare a se stessa, che riesce anche a tenere i conti della sua casa, riesce a vivere con la sua pensione. Avete sentito che è stato fondamentale l'aiuto della nipote, altrimenti lei non avrebbe saputo che cosa fare. Allora noi chiediamo all'avvocato Fabio Gabrielli, che ha preso in mano il caso, che cosa si può fare adesso. Ma tra l'altro ci diceva prima Marco Paccagnella che sono centinaia le telefonate che ricevono per casi simili, non magari con questa cifra, ma con bollette molto importanti. Un consumatore che cosa può fare? Per la signora Maria, che cosa farete? Beh, intanto andremo a vedere, ci sono due aspetti che vanno considerati, un aspetto formale e uno sostanziale. L'aspetto formale riguarda la regolarità della comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali, perché gli enti gestori hanno la possibilità di variare le condizioni unilateralmente, ma devono seguire procedure che devono essere rigorosamente rispettate. Nel suo caso pare non lo siano state. Poi andiamo a vedere l'aspetto sostanziale, cioè se in ogni caso, anche rispettando le forme, una giustificazione dell'aumento di questa dimensione abbia un senso in una pratica commerciale che deve comunque essere svolta in modo corretto e in buona fede. Quindi andremo a tutto tondo nella questione per valutare questo caso e i casi similari che ci verranno proposti. Ecco, noi ovviamente continueremo anche a seguire questa vicenda. Vi dico solo come ultima cosa che il prezzo del gas che ha pagato la signora era di 1,50 euro al metro cubo. Adesso siamo a quanto, Marco Paccagnelli? Abbiamo ricevuto bollette a 3 euro. Anche 2,80 euro, 2,90 euro. Ricordo, ARERA sta battendo il valore medio del prezzo del gas a 0,28. Tutto ciò oltre il 0,28 del costo del gas è guadagno delle società. Vi ricordate quando si parlava degli extra profitti delle aziende? Li creano in questa maniera e perciò il legislatore deve intervenire e mettere un tetto anche al ricarico delle bollette. Bene, allora noi ringraziamo Marco Paccagnella di Federcontribuenti, ringrazio anche l'avvocato Fabio Gabrielli, ringrazio Renzo Rigon. Noi continueremo a seguirla questa vicenda, mi ha personalmente molto colpita e vi daremo conto di quanto accadrà in seguito. Linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani. Abbiamo aperto con la bocciatura della città di Treviso, capitale della cultura, era tra le città candidate. Ha vinto l'Aquila. Sentiamo subito il commento a caldo di Mario Conte, il sindaco. Eccoci qua, noi ce l'abbiamo messa tutta, ha vinto l'Aquila, faccio i complimenti alla città dell'Aquila, però ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questo dossier importante che per noi sarà comunque un punto di partenza, perché ci sentiamo la capitale, vogliamo realizzare quanto scritto in questo dossier e lo faremo tutti insieme, una grande comunità che si unirà per raggiungere degli obiettivi ambiziosi, per far crescere la nostra città all'insegna della cultura. Gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 prevedono di prendersi cura della comunità attraverso la cultura, è uno degli obiettivi che abbiamo inserito all'interno di questo dossier e lo faremo. Quindi grazie davvero di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto, che ci hanno seguito durante lo streaming. Faccio davvero i complimenti alla città dell'Aquila, faccio i complimenti anche alle altre città finaliste, ringrazio la Commissione e adesso riprendo il treno, si torna a Treviso e ci mettiamo a lavorare per i prossimi progetti. Quindi
Viva Treviso e ci vediamo questa sera al processo della Vecchia. Stasera il processo della Vecchia in diretta sulle nostre reti, sia su Antenna 3 sia a Focus questa sera dalle 21 su Rete Veneta. Adesso andiamo a Vittorio Veneto perché c'è stato un grave incendio in una libreria per ragazzi, distrutti migliaia di libri e di videogiochi. Andiamo subito in diretta da Christian Arboit. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Lucio Zanato qui con me che sta curando anche la parte tecnica. Ci troviamo in Galleria 4 Novembre, nel cuore di Vittorio Veneto. Siamo a ridosso di Corso della Vittoria, a poche centinaia di metri dal comune. Qui questa notte si sono vissuti attimi, minuti di concitazione, perché questa libreria che vedi alle mie spalle, il Treno di Bogotà, molto nota non solo nella Marca trevigiana ma in tutta Italia, proprio per la sua specializzazione in letteratura per l'infanzia, è andata a fuoco. L'interno è andato letteralmente a fuoco, migliaia i volumi tra gli 8 e i 10.000. Qui con me la titolare, che saluto e ringrazio anche per la disponibilità in un momento non certo facile, Vera Salton. Buongiorno Salton. Buongiorno. Senta, cosa è successo questa notte? Lei come è stata allertata? Mi hanno chiamato, questa notte è partito l'incendio e si sono accorti i vicini di sopra, perché questo è un palazzo che sopra degli studi e poi sopra ancora delle abitazioni, e c'era fortunatamente un piccolo buco sul vetro dato da un sasso, e questo ha comportato che sia andato sopra un pochino di fumo e quindi abbiano sentito l'odore da fumo. Quindi l'allerta, l'allarme è partita così sostanzialmente. L'odore è forte anche oggi, particolarmente alto. Sì. E lei però si è subito rimboccata le maniche, non solo lei, perché la catena di solidarietà è stata molto forte. Sì, stiamo ricevendo tantissima solidarietà, tantissimi messaggi sia per un aiuto pratico appena potremmo entrare, che una solidarietà a distanza da tante persone, sia che vogliono bene alla libreria qui localmente, sia del mondo del libro, perché la nostra è una realtà che esiste da 23 anni e che ha diciamo un suo profilo anche per altre collaborazioni, fortunatamente. Tra l'altro lei ha vinto diversi premi anche nazionali per la letteratura per l'infanzia, il premio Andersen e quant'altri. Lei è antropologa, è molto conosciuta e proprio per questo le dice: io non vi apro la porta del mio negozio, su questo è irremovibile, direttore. Perché? Perché non ci mostra l'interno, Salton? Perché preferirei lasciare la magia ai bambini di quello che sapevano fino a ieri e di quello che per noi continua a essere la libreria, anche se adesso è piena di fumo ed è bruciacchiata. E come avete visto sulla vetrina che avete filmato, abbiamo messo dei manifesti che avevamo fatto con una frase di Roald Dahl che dice che la meraviglia e la magia si trovano ovunque, basta saperle guardare, e quindi ci teniamo quella magia tutta per noi. Quindi lei vuole preservare i suoi piccoli lettori, i suoi piccoli clienti proprio da un'immagine che non è certo bella da vedere. Non certo perché le cose belle non esistano, ma più che altro perché abbiamo bisogno allora se no di essere accompagnati, e vederla così di colpo sarebbe un qualcosa che preferisco risparmiare loro. Ecco, lei però è pronta a ripartire, il treno di Bogotà è pronto a ripartire. Sì, è un treno, quindi è abituato ad avere altre stazioni. Abbiamo una stazione che continua, che è la nostra sede di Conegliano, che si chiama il Settimo Binario, e abbiamo la voglia di ripartire da qui e trovare magari un posto temporaneo, capire cosa fare di tutti questi libri un po' affumicati e continuare invece anche con tutte le novità che avevamo in serbo per i lettori per i prossimi mesi. Cosa si sente di dire ai suoi clienti e amici, che sono stati in tanti a portarle la solidarietà questa mattina? Credo che grazie sia una delle parole più belle che esistano. Grazie a lei Vera Salton. È tutto direttore da Galleria 4 Novembre qui a Vittorio Veneto. Con Lucio Zanato ti restituisco la linea. Grazie molto a Christian Arboit e alla sua ospite. Andiamo avanti con la cronaca nera. È morto dopo una settimana di agonia Semir Oloman, il 25enne di origini macedoni, residente da tanti anni a Moriago con la famiglia, che si trovava ricoverato in ospedale a Treviso dopo lo schianto avvenuto a Moriago
il 6 marzo. Il ragazzo si trovava insieme a 2 coetanei a bordo di una Peugeot 218 che vedete distrutta in queste immagini. Gli amici, un ragazzo italiano e uno macedone, lo stavano riaccompagnando a casa quando la macchina è uscita di strada e si è schiantata rovinosamente contro un albero. Ad avere la peggio è stato il giovane seduto sul sedile posteriore. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e in queste ore purtroppo il tragico epilogo. È stato condannato ad 8 anni di carcere per avere picchiato e violentato per ore la compagna. È successo a Padova e in cella è finito un 30enne albanese. L'ha picchiata, l'ha presa per il collo, poi l'ha costretta ad avere rapporti sessuali dopo la violenza. Lei ha denunciato il compagno e lo ha fatto arrestare. Una storia d'amore che si è trasformata in un incubo per una 27enne cuoca trevigiana residente nell'Alta Padovana e il suo aguzzino, un 30enne albanese che è stato condannato a 8 anni di reclusione. La storia era iniziata nel 2014 quando la ragazza conosce per la prima volta l'uomo durante uno stage in un albergo delle Terme. Poi la relazione finisce e lui poco dopo viene anche espulso dall'Italia per una serie di precedenti penali, un dettaglio di cui la giovane non è a conoscenza. Quando l'uomo rientra in Italia a fine del 2022, riallaccia la relazione con la giovane. I due vanno a convivere, ma le liti e le violenze sono continue. A maggio, dopo pochi mesi, durante l'ennesimo litigio, lei vuole richiamare i genitori, ma lui la afferra per il collo e poi la violenta per ore e la pesta di botte. Quando lui si addormenta, lei riesce a scappare e denuncia tutto ai carabinieri. Il 30enne albanese è anche accusato di una serie di furti commessi in abitazione nell'Alta Padovana. Quando è stato portato in carcere nell'ottobre del 2023 è stato anche protagonista di una protesta nel carcere Due Palazzi ed era riuscito a salire sul tetto del penitenziario. Valentina Visentina, abbiamo visto prima l'incendio nella libreria Vittorio Veneto, si è sviluppato un altro incendio ad Affi nella Troni, nel negozio Troni. Vediamo l'intervento. Blitz della questura in un appartamento di via. Sentiamo se c'è l'audio anche. No, non c'è l'audio, ci sono, vedete, le autopompe subito intervenute, non si sa ancora cosa abbia provocato il rogo, sono molto gravi i danni, l'incendio si è sviluppato nella notte, potrebbe essere stato un cortocircuito, solo danni materiali ovviamente perché non c'era nessuno all'interno di questo esercizio. Andiamo avanti ancora con la cronaca. 2 cittadini nigeriani denunciati per invasione di edifici, occupazione di edifici, ed uno per porto abusivo d'armi, e questo è il bilancio dei controlli della polizia sul territorio. Qui siamo a Vicenza. Blitz della questura in un appartamento di via Catalani a San Lazzaro, occupato abusivamente da 2 cittadini di nazionalità nigeriana. I 2 sono stati accompagnati in questura e indagati in stato di libertà per rispondere del reato di invasione arbitraria di edifici altrui. Inoltre, nel corso dei controlli sul territorio da parte della squadra volanti, gli agenti hanno notato un individuo con il volto parzialmente travisato da sciarpa e cappuccio che alla vista della polizia ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato. Una volta sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con un coltello con una lama di circa 20 centimetri che nascondeva nei pantaloni. È scattata quindi la denuncia per il reato di porto ingiustificato di arma per cui non è ammessa la licenza. Questa era Luisa Bertini da Vicenza. Adesso andiamo a Padova, sentiamo Chiara Gaiani su un ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana. Bisogna sempre fare molta attenzione. L'intervento della polizia ha permesso in questo caso di bloccare e denunciare un 15enne, no? Quindi anche un minore incensurato arrivato in città da Napoli. Non sapeva di essere osservato dalla polizia quando, incerto, ha suonato al campanello di una 70enne padovana che abita nel quartiere di Santa Croce per incassare i 4.500 euro necessari come cauzione per il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. A solo 15 anni il napoletano incensurato l'ultimo truffatore bloccato dalla squadra mobile di Padova. Denunciato alla Procura dei minori di Venezia, l'adolescente è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa. A muovere
rimuovere gli agenti della questura la segnalazione è arrivata al 113 dalla figlia della potenziale vittima, ispettore di polizia, che si trovava a casa della mamma quando sul numero fisso è giunta la telefonata dei complici del quindicenne che seguiva il tipico modus operandi della truffa del falso incidente. La donna non si è fatta ingannare, da qui l'immediata segnalazione che la polizia ha incrociato con quella di altri padovani che dalla mattinata avevano iniziato a chiamare la sala operativa. Con il quindicenne salgono a 16 i truffatori denunciati nell'ultimo anno dalla squadra mobile, 8 quelli arrestati. In totale la polizia è riuscita a recuperare 50.000 euro in contanti e 68.000 euro di gioielli, in oro e beni sottratti in 35 diversi episodi di truffa ai danni di anziani. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha, per modo di dire, assolto il pubblico ministero che era stato accusato di non aver preso provvedimenti di protezione per Vanessa Ballan, che era stata aggredita e minacciata dal suo ex amante, che poi dallo stesso era stata uccisa nell'abitazione di Riese Pio X. Carlo Nordio ha risposto praticamente all'interrogazione del senatore leghista Gianmarco Centinaio. Non emergono elementi che possano reputarsi indice di incuria nei doveri rispetto a quello che si sarebbe potuto fare per evitare il femminicidio di Vanessa Ballan. Il ministro Nordio risponde all'interrogazione del senatore leghista Gianmarco Centinaio, volta a fare luce su una possibile falla nella gestione del caso della povera mamma, aggredita brutalmente e poi uccisa in casa dall'uomo, Bujar Fandagi, con il quale aveva avuto una relazione all'indomani della denuncia per stalking depositata proprio da Vanessa nei suoi confronti. L'interrogazione voleva fare luce sul perché non fossero state disposte, a seguito della denuncia di Vanessa in data 25 ottobre, misure cautelari per Fandagi, che aggredì a morte la donna la mattina del 19 dicembre. Il 6 novembre il fascicolo passò al PM del gruppo specializzato in reati di violenza di genere. Pochi giorni dopo fu decisa l'acquisizione dei tabulati telefonici di Vanessa. A Fandagi furono sequestrati i cellulari contenenti le immagini che l'uomo usava per ricattare la donna. Vanessa aveva sporto denuncia accompagnata dal marito Nicola Scapinello, che poi il test del DNA rivelò essere il papà del figlio che Vanessa portava in grembo. Non si può oggettivamente parlare di un ritardo nella trattazione del caso ed intendere che la mancata presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP da parte di 2 PM sia stata frutto di una valutazione discrezionale, continua Nordio, che all'epoca dei fatti chiese una relazione alla procura sulla morte di Vanessa. Chiude il testo il guardasigilli con l'auspicio che la recentissima norma che impone ai PM un termine di 30 giorni per la valutazione della necessità di chiedere misure cautelari possa servire ad evitare il ripetersi di gravi eventi di violenza. All'epoca della denuncia di Vanessa, infatti, la norma non era ancora in vigore. Sono davvero troppi gli incidenti che registriamo nella laguna di Venezia, barchini che si schiantano contro le paline, giovani, molto spesso giovani che perdono la vita, e quindi ci si è chiesti in Consiglio Comunale cosa intende fare l'amministrazione di Venezia per regolare il traffico di barche, soprattutto durante la festa del Redentore. Sentiamo. Aveva la testa sulle spalle ed era un ragazzo meraviglioso ed è morto, e ne sono sicuro, da eroe. Lui è morto da eroe salvando la vita alle 2 ragazze che aveva in barca con lui. Olindo Nardin è entrato a Ca' Farsetti indossando una maglietta con la foto del figlio Riccardo, scomparso a 27 anni in un incidente in barca la notte del Redentore. Partendo da quel dramma, i consiglieri di opposizione Martini, Bettini e Trabucco hanno interrogato il Comune di Venezia. Abbiamo presentato un'interrogazione per capire quali sono gli strumenti che mette in atto il Comune per un deflusso regolare alla fine dei fuochi del Redentore. È evidente che è un problema molto grosso, molto grave, in seguito anche all'incidente successo lo scorso anno con la tragica morte di Riccardo Nalin. Il turismo di massa si vede anche nell'affollamento di barche in bacino San Marco durante il Redentore. La notte che Riccardo ha perso la vita ce n'erano 4.000 che, terminati i fuochi, si sono mosse in contemporanea. Olindo ha le idee chiare sulle cause della morte del figlio. Ci sono delle cause documentate, oggettive. Il primo è l'oscuro di luna, il secondo è la briccola numero 15 del canale Orfanello che non era illuminata all'epoca, e il terzo fatto, un'onda stimata tra 1,40 m e 1,90 m. Viste le foto si vede sul bottazzo di prua sul primo impatto, si vedono ancora le cappe.
Accanto a Olindo, durante la seduta della seconda commissione consiliare, seguita in remoto da molti consiglieri, c'è Lucio Conz, in rappresentanza del gruppo Insieme contro il moto ondoso, che riunisce 41 associazioni con migliaia di iscritti di voga, vela e motore. Molti anni fa veniva fatto la safety boat, cioè all'uscita c'erano delle barche dei vigili che davano la cadenza, il ritmo di uscita lungo il canale grande del Rio Novo. Il canale della Giudecca non è stato più fatto, ma sarebbe una soluzione molto più semplice, che era già stata prospettata nel 2003, cioè dare il controllo delle barche che vengono in laguna attraverso il GPS. Da una parte e dall'altra, da destra a sinistra, bianchi, rossi, verdi e gialli. A me non me ne frega, qui devono lavorare insieme tutti questi signori per Venezia, per evitare che si ripetino altri sinistri, altre tragedie come quella di mio figlio. In regia per questa edizione di Focus TG Andrea Basso e Italo Morao, e adesso andiamo da Venezia a Mestre da Anna Maria Parisi, perché è tornato al lavoro il barista che era stato accoltellato in Corso del Popolo. A te Anna Maria. Sì, è così. Buongiorno direttore Abul Kazam, buongiorno Abul. Buongiorno. Detto Santo, l'imprenditore di origine bengalese accoltellato lo scorso 26 febbraio torna al lavoro, tornerà al lavoro a breve, tra pochi giorni ci sarà anche una festa per questo, è vero Abul? Sì, no, i miei amici volevano bere qualcosa per vedere me insieme, bevo insieme caffè, giorno 16 di sabato, mattinata, sabato prossimo, e mattina alle 10:30 e 12:30 è mio, c'è un altro bar, della via Corridoni. Ecco, quindi ci sarà questa festa più che altro perché è di benvenuto, di bentornato, di pronta guarigione. Vediamo con le immagini di Sandro Ponchio, direttore la visibile cicatrice dell'accoltellamento di fine febbraio scorso. Una buona notizia funestata però da un'altra poco piacevole. Giusto ieri è tornato in ospedale Abul, abbiamo anche i referti medici che ha portato con sé, eccoli qua, perché non vede più, improvvisamente non vede più dall'occhio destro. Cosa succede a Abul? Allora, come conseguenza proprio dell'accoltellamento? Sì, allora ho trovato di molto stress e anche un po' di paura, e per così proprio di shock mi è arrivato ai miei occhi. Giorno di 7 ho tolto la punti, lo stesso giornata, e vedo che un po' di macchia è arrivato di davanti agli occhi. Quindi ho parlato con il mio dottore mi ha mandato di ospedale, urgenza. Allora ha detto questo è arrivato per spaventato, troppo stress. Troppo stress. Sì, hai preso qualche paura per così. Quindi devi riposare una settimana proprio occhi e dopo torni, devo fare qualcosa. Sì, così quanto dice il referto medico, scusa se ti passo davanti a Bull, la terapia consigliata proprio dalla ULS 3 all'ospedale dell'Angelo di Mestre dice testualmente, leggo, si raccomanda riposo assoluto e controllo tra una settimana, proprio per i problemi che sta avendo alla retina dovuti proprio allo stress che sta vivendo per quanto accaduto esattamente qui, direttore, il 26 febbraio scorso, quando in tarda nottata un cliente di origine romena... Sera, proprio sera, 5:30, proprio questo tavolo, loro sede, beve qualcosa, lo stesso 5:30 alle 6. È cominciato questi problemi. Prima non c'è così problema del mio corpo, però adesso io non si può camminare tranquilla, un po' di troppo stress e anche paura per così. Succede qualcosa. Vive in un... Importante è nervoso troppo. Sei troppo nervoso? Sì.
Sì, troppo tensione accumulata nel tempo, con tra l'altro 5 giorni fa un'altra rissa sempre qui nel tuo locale. No, questo è arrivato proprio un po' di davanti, di là, ha fatto casino, però piano piano è arrivato di qua. E tu hai chiamato nuovamente le forze? Nuovamente di polizia, sì, però questo momento non succede nulla. Questo è solo litigato e un po' di ullato, basta. Soltanto una rissa, per fortuna, che non è scaturita in altro, è accaduta a 2 passi dalla sua attività, non nella sua attività come giustamente ha puntualizzato, ma poco lontano da qua. C'è da dire... Adesso sta bene, perché adesso sempre ogni giorno arriva, anche sera, tante volte polizia locale, anche altri guardia di finanza, carabinieri, questa zona gira. Adesso che vedo un po' di questa zona tranquilla, anche sentito dei miei amici, miei colleghi, tutto ha detto adesso non c'è problemi. Però questa quanto tempo dura non lo so. In tal senso, infatti, c'è da dire che con i report che quasi quotidianamente anche la nostra emittente direttore propone, dicendo che cosa accade in questa zona, anche in questa zona di Mestre, si sono intensificati i controlli delle forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, agenti della questura di Venezia e commissariato di Mestre, e così anche guardia di finanza. I ringraziamenti in tal senso da parte dei residenti, che anche poco fa ci hanno fermato, e c'è da dire che lunedì prossimo ci sarà un incontro importante proprio qui a Mestre. 36 le associazioni che si ritroveranno, italiane e di origine straniera del territorio, tra cui quella bengalese in primis, per fare il punto sulla data per quando si terrà la famosa marcia per la sicurezza. Tu ci prenderai parte a Bulla? Sì, certo, io magari che voglio partecipare con loro, perché questa non solo per me, per tutti, voleva sicurezza di vita, per così anche io devo partecipare di là. Ecco, direttore, quindi abbiamo visto come Abul sia tornato, l'abbia fatto con noi nuovamente, lo ringraziamo. Vistosissima la cicatrice con i diversi punti occorsi per chiudere questo taglio visibile, dovuti alla coltellata dello scorso 26 febbraio. E adesso si attende la data per la famosa marcia per la sicurezza, che chiedono ben 36 associazioni del territorio, in primis quella della comunità bengalese. Grazie ad Abul per essere stato qui con noi. Ti restituisco la linea, direttore. Grazie Anna e grazie ad Abul, bentornato al lavoro. Intanto andiamo a vedere un condominio di Zelarino, sempre nel veneziano. I residenti ci hanno chiamati per delle occupazioni abusive di 4 appartamenti e gli occupanti hanno detto al nostro inviato, a Nicola Marcato: siamo disperati, non potevamo farne a meno. Sentiamo. L'ultima occupazione è stata fatta 15 giorni fa. Gli altri 3 appartamenti li hanno occupati negli ultimi 5 mesi. La tranquillità di un condominio in via Castellana a Zelarino è stata scossa dall'occupazione abusiva di 4 appartamenti. Circa una decina di persone, inclusi dei minori, hanno trovato rifugio in alloggi vuoti. Ci stanno rendendo la vita difficile. Gli abitanti dello stabile, esasperati dal continuo via vai anche notturno, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Tuttavia le azioni concrete sono mancate, lasciando i residenti in uno stato di impotenza e preoccupazione. Il rumore è tutte le ore, tante volte alle 2-3 di mattina. Mentre ci allontanavamo, gli occupanti si sono palesati davanti alla nostra telecamera, ammettendo l'occupazione. L'ho occupato dopo aver chiesto aiuto all'Atter, comune, ho mandato delle PEC, non ho avuto risposta. Sì, ho occupato un appartamento perché io ero incinta, ho una bambina minorenne, ho chiesto aiuto ai servizi sociali, mi hanno detto di arrangiarmi. Disoccupazione, malattie croniche e la disperata richiesta di un alloggio ignorata da tempo. La situazione si complica ulteriormente considerando le circostanze degli occupanti. Io sono invalida, ho il morbo di Crohn, il mio compagno è stato operato a cuore aperto a giugno, ha perso il lavoro e
ci siamo trovati in difficoltà e nessuno ci ha aiutato. E questo è stato l'unico modo per avere una casa? Certo, l'unico. E mi sento a 58 anni, mi sono umiliata, non ho mai avuto bisogno di nessuno e mi viene solo da piangere. Tra loro anche dei bambini, uno dei quali è autistico. Le famiglie sottolineano la loro attenzione al mantenimento dell'ordine e della pulizia nonostante le difficili condizioni di vita. Vi accusano di fare rumore, di sporcare, voi come rispondete? No, anzi, forse sono l'unica che tiene il quartiere pulito. Pulisco le scale, pulisco il giardino. Puoi passare anche tutte le sere a vedere e se c'è magari un po' di casino, può essere magari il bambino che piange. Ma i bambini non si possono legare. La disperazione degli occupanti senza tetto mette in luce la complessità della questione della Casa Venezia e la crescente urgenza di politiche abitative inclusive per prevenire tali situazioni di emergenza, garantendo il diritto ad un alloggio e la convivenza pacifica all'interno dei condomini. Servizio di Nicola Marcato, adesso andiamo a Borso del Grappa perché dopo 12 anni torna la Via Crucis. Sentiamo subito Monica Sveda. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Precisamente mi trovo nella frazione di Sant'Eulalia di Borso del Grappa. Con me c'è Don Manuel Fabris che è il parroco di Sant'Eulalia ma anche di Liedolo e di Semonzo. Torna, dicevi bene, dopo 12 anni la Via Crucis a personaggi viventi che si snoderà lungo le strade di questo territorio bellissimo della Pedemontana trevigiana domani sera. Allora, Don Manuel, c'era voglia di far tornare questa Via Crucis a personaggi viventi? C'era il desiderio dopo 10 anni, perché l'idea era di proporre nel 2022 a 10 anni esatti una Via Crucis vivente. Purtroppo però le circostanze del Covid non ci hanno permesso di realizzare tantissime cose e quest'anno 30 giovani dei nostri gruppi parrocchiali hanno accettato la sfida di mettere in scena la passione del Signore con la Via Crucis, per cui 30 ragazzi che si mettono in gioco penso sia una cosa bella anche con i tempi che corrono, quando si sentono dire solo cose magari problematiche sulla realtà dei giovani. Invece davvero sono ragazzi normalissimi come tutti gli altri che però hanno accettato questa sfida e sono felice di vederli davvero domani sera in questa bellissima esperienza che metteranno in scena. Il più giovane ha 15 anni e la figura di Gesù Cristo sarà vestita da un ragazzo che ha appena 16 anni. Sì, diciamo che i ragazzi domani sera vanno dai 15 ai 18 anni come età. Gesù è messo in scena proprio da un ragazzo di 16 anni, per cui vi invitiamo a venire per vedere questo Gesù particolare che vi aspetta tutti quanti. La Via Crucis partirà dalla piazza di Sant'Eulalia, si snoderà lungo le strade del paese e poi arriverà in chiesa, nella chiesa che vedete alle nostre spalle, così. Sì, cominceremo dalla piazza centrale, è l'unica piazza qui del paese dove c'è il monumento ai caduti, e poi entreremo all'interno del borgo antico di Sant'Eulalia per concludere poi qui alla chiesa, dove alla fine ci saranno i soldati che porteranno un'immagine del Cristo morto che è fatta tridimensionalizzata dall'uomo della Sindone, per cui a domani sera per vedere anche questa immagine particolare. Mi diceva Don Manuel che insomma è sicuramente una manifestazione religiosa della Quaresima cattolica, ma che ha una valenza anche sociale per le comunità di quest'area. Certo, anche perché soprattutto avendo ragazzi delle 3 comunità di Sant'Eulalia, di Semonzo e di Liedolo, questo già coinvolge le 3 comunità nel loro insieme ed è una cosa bella. Ma poi anche
verranno sicuramente tante persone anche dai paesi limitrofi, perché già qualcuno ha cominciato a chiedere dove ci si trova, qual è l'orario, per cui aspettiamo tutti quelli che desiderano partecipare a questa bellissima rappresentazione. C'è grande fermento, insomma, direttore, intorno a questa Via Crucis a personaggi viventi che torna dopo 12 anni. L'appuntamento è qui a Sant'Eulalia. A che ora, Manuel? Domani sera, 15 di marzo, alle ore 20:30 è la partenza, ma già dalle ore 20 ci sarà l'accoglienza, la distribuzione dei flambeau e l'accoglienza delle persone. Da Sant'Eulalia, direttore, è tutto. Ringrazio Don Manuel Fabris e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smider e al parroco di Sant'Eulalia. Potremmo dire che non è più una via crucis percorrere le strade del Veneto, soprattutto nella fascia pedemontana, perché c'è una nuova arteria che è importante, una grande opera che però si dice da più parti costa troppo. Allora sentiamo cosa hanno detto i presidenti di Confartigianato, Asolo e Vicenza, di Asolo e di Vicenza, proprio su questi costi troppo alti. Superstrada pedemontana veneta, un'opera che piace ma che costa troppo. Un'opinione comune e un dato oggettivo, numeri alla mano, il pedaggio è un vero salasso, un peso per le tasche degli automobilisti e per i bilanci delle imprese, che dall'altra però giovano di indiscussi benefici sotto il profilo dei costi, con la riduzione dei tempi degli spostamenti. Questa strada ha sicuramente delle luci e delle ombre, tante luci e poche ombre. Tra le ombre c'è sicuramente il costo dei pedaggi, che sono ancora parecchio elevati, soprattutto per chi la fa in maniera continuativa. Quindi quello che chiediamo è più passi, meno paghi. È semplice, chi la frequenta, che la attraversa una volta ogni tanto come il turista occasionale, che paghi pure la tariffa piena, ma chi la usa per lavoro deve avere un prezzo calmierato. Gli imprenditori chiedono alla Regione prezzi calmierati per abbattere i costi e avanzano proposte concrete che permetterebbero, dicono, di aumentare anche il numero dei transiti. Aumentando quelli che possono essere i passaggi, si devono trovare delle soluzioni tipo degli abbonamenti per chi fa le tratte intermedie, ad esclusione di chi fa invece la lunga tratta, perché quelle ne hanno già un beneficio già importante. Nel territorio sarebbe fondamentale, perché andrebbero ad incrementare i passaggi e aiutare il pagamento di questa opera che è fondamentale per il nostro territorio. Si viaggia perfettamente comunque sulla pedemontana, perché ovviamente c'è un asfalto straordinariamente buono, ma continua il dramma delle buche sulle strade secondarie. Vediamo cosa sta succedendo a Marostica. Viene proprio da dire: comune che vai, buche che trovi. Dopo il nostro servizio sulle strade Colabrodo di Bassano, i nostri telespettatori si sono scatenati. Queste immagini arrivano da Marostica, tra le vie 20 settembre e 51esima Brigata Bersaglieri, nell'area sud-ovest della città, dove guardate un po' in che condizioni versa l'asfalto di queste strade. Tutta una buca, inutile ogni rattoppo, mandato puntualmente all'aria dopo ogni pioggia. Così il nostro telespettatore ci scrive: dopo Bassano neanche Marostica scherza, e le buche sono davvero pericolose, soprattutto per bici, moto e pedoni. È un niente che una persona anziana inciampi e cada. Anche in questo caso andremo a chiedere spiegazioni al sindaco. E le abbiamo chieste al vice sindaco Zonta, perché oltre a Marostica ci sono tante buche, anche delle voragini a Bassano del Grappa. Sentiamo cosa ha detto Vanessa Banzalto. Buche in città lungo le strade maggiormente trafficate, in centro storico, Bassano, un colabrodo, come in realtà accade un po' in tutti i comuni del comprensorio, e le piogge degli ultimi tempi non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Le fessurazioni che si creano sull'asfalto consentono all'acqua di andare sotto e di creare quella situazione di lievito dell'asfalto, anche con il passaggio delle auto, che crea queste buche. Allora, in alcune situazioni, tipo Viale Peccori Giraldi, c'è già in programma una riasfaltatura di tutta la strada, e per cui la soluzione del problema. In altri casi interveniamo in modo puntuale con la rimessa di asfalto a freddo, che chiude perlomeno momentaneamente le buche fino a che non ci sarà una riasfaltatura. Stiamo anche valutando di trovare
qualcosa di migliorativo, magari con dell'asfalto a caldo e magari con l'aiuto anche di testerne che fanno asfaltature, in modo tale che il rattoppo possa durare in più a lungo nel tempo. Tra i punti neri anche l'area della nuova rotatoria di Marchesane ha oggi ancora un cantiere di fatto. Ci hanno assicurato che entro fine mese, massimo primi di aprile, devono fare un passaggio su strada per un tubo richiesto dal consorzio di bonifica e poi fanno la riasfaltatura di tutta la rotatoria. Sistemare le strade rientra nell'opera di garanzia di sicurezza per chi transita sulle nostre strade, non necessariamente in auto, ma anche in bici o in moto. Noi stiamo intervenendo un po' ovunque dove ce lo segnalano. Ecco, se per caso ci fosse qualche strada dove non siamo passati, se i cittadini ce lo segnalano, eventualmente, anzi sicuramente il magazzino comunale provvederà a rattoppare queste buche che si sono formate. Andiamo a Vicenza. Dopo un anno di chiusura sono tornati gli ambulatori di via Fincato e il sindaco Giacomo Possamai è andato a vedere qual è la situazione con un sopralluogo per vedere lo stato di questo presidio sanitario che i cittadini hanno fortemente voluto riaprire. Tutto bene quel che finisce bene, almeno per il momento. A 12 mesi dalla chiusura riaprono gli ambulatori di via Fincato, un presidio sanitario fortemente voluto dai cittadini del quartiere Ferrovieri, ristabilito grazie a un lavoro a quattro mani di amministrazione comunale e Ulsotto. È una giornata importante perché torna un presidio sanitario nel quartiere dei Ferrovieri. Era un impegno forte che ci eravamo presi e grazie all'Ulsotto Berica ritorna all'interno di uno dei quartieri più importanti, più popolosi della città, un presidio fondamentale. Una struttura di 210 metri quadrati di proprietà del comune rimessa a nuovo. Saranno 4 gli ambulatori a disposizione dei cittadini, del personale sanitario. Sono stati mesi di lavori per sistemare la struttura che è del comune e il comune l'ha messa a disposizione in comodato d'uso gratuito dell'ULS appunto, che adesso grazie anche all'arrivo degli arredi ha portato qui un presidio sanitario che sarà attivo a partire da lunedì prossimo. Un presidio di assistenza territoriale che prevede una prima fase transitoria. Dal 18 al 29 marzo, infatti, l'attività in presenza si svolgerà alternativamente in via Fincato e via Mentana, ormai da un anno, ambulatorio assegnato ai residenti del quartiere Ferrovieri. Dal 18 quindi si riparte, torniamo con la stessa modalità, la presenza di medici e di infermieri, un call center di riferimento. E dal 29 marzo l'intera attività sarà riportata in via Fincato, garantita infatti la presenza di almeno un medico e un infermiere, oltre che di una struttura di supporto online. Sicuramente un medico e un infermiere a disposizione, però la forza di questa organizzazione è che non c'è soltanto la presenza, c'è anche l'online, quindi c'è un medico di riferimento anche in telemedicina, così, che può rispondere a tutta una serie di ripetizioni, di ricette o altre esigenze. Una soluzione temporanea che rimarrà a disposizione dei cittadini fino ad una nuova alternativa. Temporanea fino a che non ci sarà a disposizione l'ideale, che è una medicina di gruppo integrata fatta di medici di medicina generale, infermieri e amministrativi. Quindi è una soluzione che rimarrà fino ad una nuova alternativa. Soddisfazione dei cittadini che però dicono aspettiamo, dopo la riapertura degli ambulatori, che i medici arrivino. Speriamo che sia la volta buona, perché è tanto tempo che aspettiamo e c'è molta gente che ha bisogno. Era ora, non ho possibilità di andare via in macchina in centro, via tante cose, insomma, ecco, tutto molto piacere che aprono, ecco. Finalmente? Sì, ecco, finalmente proprio. La nomea che si è fatta a questo territorio è di cattiva gente, brutti e cattivi per i medici. No, non siamo brutti e cattivi, siamo normalissimi come in tutti i quartieri. Per cui adesso noi abbiamo una struttura messa a nuovo, in sicurezza, ok? Abbiamo bisogno, i pazienti ci sono, che stanno diventando impazienti però. Abbiamo bisogno dei medici che abbiano fiducia di questo territorio e che cominciano a dire scegliamo anche i ferrovieri. Oggi è una giornata importante per il quartiere. Certo, chissà che finalmente arriviamo ad avere qualcosa, perché eravamo in tantissimi. E con tutte le persone anziane che ci sono, dobbiamo andare a San Bortolo, in Viale della Pace, Anconetta, insomma, certo che averlo un po' più comodo.
Da quanto lo state aspettando? Sì, un anno giusto. Finalmente, mi guarda proprio che avevo bisogno di questo centro qua. Siamo addirittura d'arrivo e il centro si apre, speriamo nei medici, perché c'è sempre mancanza di medici, che recepiscano quello che il quartiere vuole e che vengano qui a ospitare questi centri e che diano un servizio a tutti i cittadini. Servizio di Sharon Di Carlo, e adesso sentiamo il commento, l'opinione dell'ex sindaco Francesco Rucco, sentito da Carlo Alberto Inghilleri. È un progetto importante su cui abbiamo lavorato come amministrazione Rucco e oggi amministrazione Possamai termina il nostro percorso di lavoro. Presidio di assistenza territoriale ai ferrovieri. Adesso è realtà. Un progetto voluto e ideato dall'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che oggi ricorda a tutti che senza il suo intervento oltre 4.000 cittadini del quartiere Ferrovieri sarebbero stati costretti a rivolgersi al presidio medico di Via Mentana a San Bortolo. Qui c'erano circa 4.000 persone che avevano la copertura medica che avrebbero perso per spostare un servizio in un'altra parte della città, creando un disservizio importante. Facendo questo, portando avanti il nostro progetto, attraverso il lavoro anche di MCPS a carico dell'amministrazione comunale, abbiamo mantenuto il servizio. Il comune in effetti si è attivato per mettere a disposizione questa palazzina di Via Fincato. Il progetto è stato quello di riqualificare questo immobile e di metterlo a disposizione dell'ULSS perché ci portasse i medici. Nonostante tutto, però, in campagna elettorale Francesco Rucco ricorda di essere stato attaccato. Ma l'accusa era sostanzialmente di disinteresse da parte dell'amministrazione rispetto all'ULSS e rispetto alla perdita dei medici in una zona importante della città come il quartiere dei Ferrovieri. Ci siamo attivati subito con l'assessore Zocca per garantire la copertura dei lavori, il rifacimento dei lavori che oggi inauguriamo, e oggi finalmente dimostriamo che il lavoro che abbiamo fatto noi nei mesi scorsi era quello appunto di mantenere il presidio ospedaliero qui e il punto con i medici. Così è stato, il risultato è importante, l'ULSS ha garantito questo servizio, quindi siamo contenti e soddisfatti. E così l'ULSS ha mantenuto in Via Fincato il servizio medico, un risultato che soddisfa l'ex sindaco Francesco Rucco. Siamo sicuramente soddisfatti del risultato. Il risultato era dare un servizio ai cittadini, i cittadini avranno i medici come punto di riferimento qui a pochi metri da casa, soprattutto per la popolazione più anziana, che è quella che ha più difficoltà a muoversi. Sarebbe stato difficile, complicatissimo spostare le persone dai Ferrovieri fino a San Bortolo. Quindi un'ampia copertura della svolta nel quartiere dei Ferrovieri da parte della nostra redazione vicentina, che segue attentamente anche il problema della sicurezza, e purtroppo ci sono ogni giorno furti, spaccate, nel mirino i commercianti. Addirittura il Comune ha deciso di stanziare un fondo per ristorare coloro che hanno subito questi reati. Sentiamo. Emergenza furti e spaccate, commercianti che negli ultimi mesi hanno subito danni per atti vandalici alle vetrine o furti e spaccate. Per loro un fondo straordinario di 15.000 euro recuperati dai rimborsi assicurativi del Comune, stanziato dall'amministrazione, che sarà erogato alle attività economiche che hanno fatto denuncia. Si va da un massimo di 300 euro per i commercianti privi di assicurazione al 60% della quota di franchigia per un importo fino a 500 euro per chi ha la copertura assicurativa. È una misura per dare un segnale forte, perché sappiamo che chi fa commercio svolge una funzione sociale di presidio in centro storico, nei quartieri, quindi era giusto dare un segnale. Una misura che vale per chi ha subito i furti nei primi mesi di quest'anno, a partire dal 1° di gennaio fino al momento in cui sarà pubblicato l'avviso, appunto perché ha un carattere di straordinarietà, non può essere proprio per motivi formali e legali una misura stabile. Risposta dell'amministrazione ad un'esigenza crescente di sicurezza che arriva seguendo più direzioni, dal fondo alla serie di eventi serali per ripopolare e tornare a far vivere il centro. Dall'altra parte invece un'attività volta alla rivitalizzazione del centro, portare gente, perché dove c'è gente, cittadini che vengono e lo vivono, il centro, non ci sono i vandali o chi di notte frequenta per portare degrado o addirittura atti delittuosi.
E diamo un'occhiata alla prima pagina del giornale di Vicenza, vedete il miraggio del passaporto, al via la sperimentazione per le richieste urgenti. È un vero problema non solo a Vicenza, ma per tanti cittadini che chiedono di avere passaporto, di rinnovarlo e devono aspettare ancora oggi per dei mesi. Sono le conseguenze della stasi che c'era stata durante il Covid. A Vigo d'Arzere è creata una chat dei residenti sentinelle per avvisare le forze dell'ordine in caso di presenze sospette. I controlli di vicinato arrivano anche a Vigo d'Arzere, o meglio, si stanno organizzando dopo i fatti avvenuti domenica nel comune della cintura urbana padovana, dove un cittadino si è trovato faccia a faccia con i ladri e per farli scappare ha esploso 2 colpi di fucile in aria. L'idea di una chat WhatsApp per mettere in rete i residenti è venuta a Rossella Salvan, residente a Padova, ma che possiede un immobile anche a Vigo d'Arzere. I fatti accaduti a Vigo d'Arzere mi hanno toccato profondamente. Facendo parte del controllo di vicinato e essendo coordinatrice di 2 gruppi a Padova, ho sentito l'esigenza e la necessità di fare rete con i cittadini. Questo cosa vuol dire? Praticamente ho creato una chat nella quale si sono iscritti più di 160 cittadini nel giro di un giorno, che serve per fare rete. Questo è un primo passo, un pre-controllo di vicinato. Perché? Perché questo servirà poi per creare un tavolo di lavoro con l'amministrazione e le forze dell'ordine di Vigo d'Arzere, affinché questa rete sia di supporto per le forze dell'ordine. In un giorno già 100 adesioni, il controllo di vicinato è attivo già in alcuni comuni della provincia e anche in alcune zone del quartiere Arcella a Padova. Non faremo ronde, non ci anteporremo mai alle forze dell'ordine, bensì i cittadini collaboreranno, noi collaboreremo attivamente con le forze dell'ordine. Chiaramente il controllo di vicinato ha una struttura che deve essere ben definita e ci stiamo lavorando affinché venga strutturato nel migliore dei modi, proprio perché i cittadini devono essere di supporto attivo, devono essere gli occhi sul territorio. La chat mette in rete i cittadini e ha lo scopo di creare un filo diretto per fornire informazioni utili al comune e alle forze dell'ordine, le uniche deputate ad intervenire. Dice di Francesco Rattai e ci vorrebbe un controllo di vicinato anche per gli inquinamenti, gli inquinatori. Una vicenda sconcertante nel 2022, fine 2022, morirono 7 tonnellate, 7 quintali di pesci, una moria senza precedenti a causa dello sversamento di reflui nelle acque degli scoli Rialto e Fossa Mala sui colli euganei per 36 ore consecutive, cioè sversamento di sostanze inquinanti che hanno ucciso, hanno praticamente sterminato la fauna ittica. Vediamo. Dovranno rispondere dell'accusa di inquinamento ambientale i 3 dirigenti di Acegas APS Amga, indagati al termine di un'indagine condotta dai Carabinieri Forestali di Padova. Era il 2 novembre del 2022 quando alcuni cittadini chiamarono il 112 segnalando un'anomalia cromatica ed una diffusa moria di pesci a valle dello scolo Fossa Mala e fino allo scolo Rialto in via dei Colli ai confini tra Montegrotto e Abano Terme nel Padovano. Le indagini hanno permesso di risalire alle cause. Nelle acque da cui sono stati ripescati 7 quintali di pesci morti, l'ARPA aveva rilevato un'anomala concentrazione di azoto tipica del refluo degli scarichi domestici causati da un improvviso blackout verificatosi nella tarda serata del 31 ottobre che aveva determinato il blocco dell'impianto di depurazione per le successive 36 ore. In tilt per lo stesso tempo anche i sistemi di emergenza. Solo il 2 novembre i tecnici avevano ripristinato la normale funzionalità. Secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali, l'impianto non era dotato di un generatore per garantire la continuità dell'attività di depurazione. Per questo 3 dirigenti della società sono stati indagati e rischiano una condanna da 2 a 6 anni e una multa da 10.000 a 100.000 euro.
Vediamo l'apertura del Mattino di Padova, falsi corsi di aggiornamento, un sequestro da 550.000 euro a un imprenditore padovano che avrebbe riscosso il denaro per questi corsi mai avvenuti a favore dei propri dipendenti. Il provvedimento segue l'attività dei finanzieri di Cittadella che avevano svolto una verifica relativa ad una serie di compensazioni fiscali effettuate tra il 2020 e il 2022 da un'impresa dell'Alta. Cioè, questi sono veramente dei geni del male, cioè corsi mai avvenuti ma intanto incameravano molti soldi. Ancora vediamo la peste suina, era positiva alla peste suina la carne di maiale che è stata sequestrata dai carabinieri del NAS in un negozio di alimentari etnici di Camin. Latte di carne stipati in 2 celle frigorifere senza etichettatura e in condizioni igienico-sanitarie carenti. Ammonta a tanto il maxi sequestro dei carabinieri del NAS di Padova che lo scorso mese di febbraio hanno controllato in collaborazione con il personale dell'ULSS un negozio di alimenti etnici nel quartiere di Camin. Tutti gli alimenti sequestrati sono stati sottoposti ad analisi, da qui la sorpresa. Nella carne di maiale è stata riscontrata la presenza del virus della peste suina, una tipologia di patogeno non pericolosa per l'uomo. Il titolare del negozio è stato denunciato. Il Parlamento europeo ha dato il via libera finale a una nuova direttiva sulle emissioni industriali che coinvolge anche gli allevamenti di suini e pollame. Coldiretti è sul piede di guerra e denuncia, saranno penalizzati soprattutto, dice Coldiretti, i nostri allevamenti. È una direttiva fortemente impattante perché si vuole paragonare la piccola stalla all'Ilva di Taranto e questo a noi non sta bene, soprattutto perché poi in Europa c'è sempre questa, chiamiamola mania, di cercare di dipingere l'agricoltura come un fattore inquinante, mentre nella realtà dei dati l'agricoltura è parte integrante dell'ambiente, anzi aiuta a ridurre le emissioni. Il Parlamento europeo equipara gli allevamenti intensivi di pollame e suini a impianti industriali per le emissioni di metano, ammoniaca e di altre sostanze. Ma Coldiretti non ci sta e si oppone duramente alla nuova direttiva che fissa livelli più stringenti e impone maggiore burocrazia con l'obiettivo di ridurre le emissioni. È un ulteriore onere che viene imposto alle aziende agricole e che impatterà fortemente soprattutto su quelle aziende medio-piccole che sono l'ossatura dell'agricoltura italiana, e questo causerà ovviamente dei danni economici ma anche dei danni ambientali, nel senso che sappiamo che le piccole aziende sono anche quelle che fanno tutela del territorio, e questa decisione dell'Unione Europea che va a favorire, ed è un controsenso, le grandi industrie è fortemente penalizzante per l'economia italiana. Coldiretti la definisce direttiva ammazza stalle e denuncia ad essere colpiti saranno soprattutto gli allevamenti di suini e pollame di piccole e medie dimensioni che rischiano così di chiudere. Rimangono esclusi, ma solo per il momento, gli allevamenti di bovini. Se ne parlerà nel 2026. I dati reali dicono che l'agricoltura impatta per un 6-7% e in particolare la zootecnia per un 3%, e questi sono dati che il consumatore finale dovrebbe conoscere, a maggior ragione in un paese come l'Italia dove appunto la struttura agricola ha anche un valore fortemente sociale e ambientale. Bene, andiamo in pubblicità, 2 minuti con Andrea Basso e Italo Morao in regia e poi torniamo subito con Focus TG, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, l'espulsione di Tony D'Arè ha provocato un terremoto all'interno della Lega, ma anche delle ricadute sulle prossime amministrative, perché D'Arè potrebbe, secondo delle ipotesi, correre con una sua lista all'interno del centrodestra, e allora a questo punto Fratelli d'Italia ha risposto per le rime candidando un suo uomo. Andiamo in diretta da Christian Arboit.
Sì, buongiorno di nuovo direttore, mi trovo sempre a Vittorio Veneto con Lucio Zanato. Si è innescato, lo hai detto benissimo, un vero e proprio effetto domino, qualcuno direbbe un circolo vizioso che sta portando a una serie di strappi sostanzialmente. Cosa sta accadendo oggi, proprio in queste ore a Vittorio Veneto? I leghisti stanno aspettando di fatto il rientro da Strasburgo di Gian Antonio Darè. Dovrebbe arrivare in serata e nelle prossime ore ci dovrebbe essere un confronto allargato anche a quello che era il candidato sindaco naturale del centrodestra Gianluca Posocco, che abbiamo sentito nei telegiornali di ieri sera. Però c'è il fattore Fratelli d'Italia, partito che pochi anni fa pesava pochi voti, aveva percentuali basse, ma che invece oggi è partito di maggioranza nel paese e stando anche alle politiche, maggioranza in Veneto. Cosa sta succedendo? Qui con me c'è Thomas Toffoli, che è presidente del Circolo di Vittorio Veneto, circolo che ieri sera ha strappato. Avete presentato un vostro candidato. Sì, buongiorno a tutti, il direttore Bacciali di Antena 3, ringrazio per questa intervista. Era doveroso in questo momento, in questa situazione, prendere posizione come circolo di Vittorio Veneto Fratelli d'Italia e proporre un candidato forte, un candidato giovane, di una squadra giovane e preparata, Fabio Denardi, un giovane. Fabio Denardi, imprenditore di 45 anni, quindi voi di fatto avete strappato, dite non aspettiamo i turbamenti della Lega. Sì, ecco, l'obiettivo nostro è comunque di cercare di tenere unito il centrodestra anche a Vittorio Veneto, come al governo che sta facendo bene, quindi punteremo a far bene anche qui a Vittorio Veneto. Prima cosa è essere uniti, lavorare su un buon programma e risolvere tante problematiche che ci sono ancora oggi, crisi e quant'altro sulla città di Vittorio Veneto. Però resta il fatto che insomma fino a qualche tempo fa il nome doveva essere presentato unitariamente. Voi ieri sera di fatto avete sparigliato ulteriormente le carte sul tavolo. Sì, purtroppo mancano pochi mesi alle elezioni amministrative. Noi abbiamo appunto la forza di essere forti questa volta, di fare una buona corsa e per questo abbiamo visto che non si smuovevano le cose e abbiamo deciso anche noi di mettere sul tavolo Fabio Denardi. Ne ho parlato assieme, è convinto, è un giovane determinato e abbiamo bisogno anche in comune che entrino persone giovani e determinate per il bene di Vittorio Veneto. Ecco, quindi era appunto buona la cosa, buona la prima proposta di Fabio Denardi. Ecco. Senta, ma e quindi se la Lega non accetterà questo nome, voi siete pronti a correre da soli a questo punto? Fratelli d'Italia è pronto a correre da sola qui a Vittorio Veneto? Ma per il momento l'abbiamo messo sul tavolo e cercheremo di dialogare per il centrodestra unito. C'è un buon rapporto con Forza Italia e anche con la segreteria della Lega Nord di Vittorio Veneto. Ho sentito anche ieri il segretario Parrella e c'è tranquillità fra tutti. Però è ovvio che se continuiamo praticamente con questa situazione tutto è possibile, insomma. Tutto è possibile, quindi anche una corsa in solitaria di Fratelli d'Italia. Speriamo appunto di correre uniti perché vogliamo che il centrodestra sia unito e che possa correre per vincere e fare vittoria. Quindi tutto dipende anche da quello che deciderà alla fine di fare Gian Antonio Darè, questo è il tema. Sì, valuteremo anche questo, però noi pensiamo per il centrodestra attualmente vittoriese. Tony Darè vedremo poi in seguito, ecco sì. Ma lei che cosa si augura? Alla fine che cosa farà Tony Darè o cosa dovrebbe fare? È una bella domanda. Io Tony Darè l'ho appoggiato e lo stimo molto come persona. Purtroppo in politica accade anche questo. Quindi speriamo che le cose si riappacifichino e possa anche lui far parte del nostro gruppo di centrodestra. Altrimenti Fratelli d'Italia va da solo. È ovvio che abbiamo Giorgia Meloni a Roma, sta facendo bene, i nostri parlamentari e i veneti rappresentanti anche, vogliamo fare questa cosa anche qui a Vittorio.
non abbiamo sicuramente problemi anche se dovessimo correre da soli. Non siete più il partito di 5 anni fa, insomma non avete più le percentuali, volete incidere, volete contare. Sì, siamo cresciuti, abbiamo a cuore la città di Vittorio Veneto, sono tante le cose da fare, abbiamo le possibilità di realizzare queste cose a livello di risolvere. Voi siete pronti, la vedo già calata nella parte, la spilletta elettorale, quindi insomma ne vedremo, direttore Delle Belle, e tutto questo mentre Vittorio Veneto, la politica vittoriese è in attesa spasmodica, soprattutto una parte ovviamente, del rientro di Gian Antonio Darè da Strasburgo. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Raboita, il suo ospite. Come avrete letto sui giornali è stato bocciato ancora una volta l'emendamento presentato dalla Lega per concedere il terzo mandato ai governatori. E c'è anche bufera sull'emendamento che è stato presentato dal Carroccio, che prevede la possibilità per i sindaci di essere eletti al primo turno se si superano il 40% dei voti, quindi uno stop ai ballottaggi nei comuni che superano i 15.000 abitanti. Si è saputo però questa mattina che l'emendamento è stato ritirato, come aveva auspicato ieri sera il presidente dell'ANCI nazionale De Caro. Non c'è solo il caso Darè a scuotere la Lega trevigiana. A Ring, su Antenna 3, il segretario provinciale Dimitri Coin lancia un messaggio a Via Bellerio in vista delle europee. La provincia più leghista d'Italia, dice Coin, deve essere rappresentata a Bruxelles, in caso contrario sarebbe una sconfitta. Io spero che vengano dati i nomi quanto prima. Treviso ha sempre avuto un europarlamentare. Una sconfitta, dice, secondo lei, se non ci fosse? Assolutamente sì. Non riuscire a eleggere, che la provincia più leghista d'Italia non riesca ad eleggere un europarlamentare è un dato che chiaramente non può essere una vittoria. Nel corso di Ring Dimitri Coin lo ha ripetuto più volte come un mantra: Treviso è la provincia più leghista d'Italia e merita un europarlamentare. Nemmeno nomina Vannacci, il numero 1 del Carroccio nella Marca, ma il messaggio a Via Bellerio è bello che spedito con tanto di postilla. In un'elezione così importante penso che i candidati avrebbero dovuto essere già comunicati e comunque essere messi a disposizione dei cittadini per fare una campagna elettorale seria. Attualmente la Marca leghista a Bruxelles è rappresentata, ironia della sorte, da quel Gian Antonio Darè in fase di espulsione dal partito dopo aver dato del cretino al leader Massimo Salvini, e pronto a rifondare la Lega del Nord partendo dalla sua Vittorio Veneto, dove a giugno si vota, ma Coin confida ancora nel miracolo. Io voglio sperare che una riflessione più approfondita venga fatta in seno al Consiglio federale quando verrà valutata questa decisione, perché comunque Gian Antonio Darè è un pezzo di storia della Lega trevigiana. Ai fronti interni per la Lega si sommano quelli esterni in vista del rinnovo amministrativo di giugno. Da un lato i sindaci leghisti uscenti rappresentano la stragrande maggioranza, dall'altro ci sono le aspettative dei meloniani che oggi pesano molto più di 5 anni fa. Non vorrei che ci fosse una volontà di quella rendita di posizione che verrebbe a bloccare e ad arginare quelle che sono le necessità di un percorso di sintesi anche in quei comuni che hanno visto in questo momento come ultimo sindaco il sindaco leghista. Non è una rendita di posizione, è che quando tu hai 39 amministrazioni uscenti e praticamente tutte si ricandidano, è anche difficile andare a cedere un sindaco che si ripropone. Rendita di posizione o meno, il braccio di ferro è in corso, con il terzo incomodo proprio Gian Antonio Darè, che da Vittorio Veneto potrebbe sparigliare le carte sul tavolo della politica locale. E questo era quanto è stato detto a Ring, condotto da Nicola Zanetti. Adesso sentiamo Massimo Cacciari con le sue analisi a partire dalla ripercussione della sconfitta del centro-sinistra in Abruzzo. Sentiamo. Questo campo largo, campo stretto, campo lungo sono al momento soltanto accorgimenti tattici. C'è da augurarsi che si formino due coalizioni dotate di una propria strategia, eccetera, ma al momento non è così né da una parte né dall'altra, con la differenza che la coalizione di destra è una coalizione sperimentata da 35 anni, 30 anni. E a sinistra, se togli i periodi molto faticosi dell'Ulivo,
sono 15 anni che non c'è più coalizione. All'indomani della sconfitta in Abruzzo del campo larghissimo, l'analisi di Massimo Cacciari sulla situazione politica del centro-sinistra lascia poco spazio all'ipotesi di una coalizione solida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, oltre alla coscienza tattica, che se si vuole essere della partita bisogna stare insieme, continua il filosofo, c'è poco altro. Se avessero vinto in Abruzzo, probabilmente questa sarebbe stata una spinta notevole a cercare davvero di dar vita a qualcosa che assomiglia a una coalizione. Con la botta che hanno preso e soprattutto con l'arretramento dei 5 Stelle, capisce, anche una coalizione molto debole. Però d'altra parte sono deboli anche dall'altra parte, perché hanno questa frana di Salvini che non è che possano recuperare né Meloni né Forza Italia. Quindi sono due coalizioni molto deboli, questo cosa significa? Che il quadro politico italiano continua a diventare sempre più fragile, sempre più debole, sempre più in situazione critica, e non è una buona notizia. E sulla crisi interna della Lega, per quanto riguarda il Veneto e le regionali del 2025, tutto dipenderà, secondo Cacciari, dalla decisione sul terzo mandato. Se non hanno Zaia, chi mettono? La Lega, e dall'altra parte accettano che sia uno candidato della Lega, cioè di Zaia poi, perché è chiaro, non sarà mai Salvini a dettare legge a Zaia qui, no? Quindi sono in bei pasticci. Certo, il vantaggio è tale per cui nel Veneto è impensabile un ribaltone, ma però problemi parecchi ne avranno. Intervista di Marta Marangon, vediamo un titolo dell'Arena di Verona, è in corso il G7 dei ministri dell'economia, bra blindata e foto per i ministri in arena, in gran guardia, in corso i lavori di questo vertice. Intanto il governo sta valutando l'entità dei danni che i porti di Venezia e Trieste stanno subendo per la crisi del Mar Rosso in vista di futuri risarcimenti. L'ha annunciato a Venezia il ministro Adolfo Urso. I porti di Venezia e Trieste sono esposti in prima linea al pesante impatto economico e commerciale provocato dagli attacchi della milizia yemenita Houthi nel Mar Rosso. Da Venezia, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea come il tema, dopo essere stato al centro di un vertice interministeriale del governo italiano, sarà posto anche al G7 di Verona. Con il ministro delle infrastrutture e con il ministro dell'alimentazione e dell'agricoltura ci siamo confrontati su come eventualmente compensare questo impatto negativo. La crisi sul Mar Rosso mette con forza anche l'Italia di fronte ai problemi e ai drammi di un mondo in conflitto, di conflitti consumati alle porte d'Europa che mettono a rischio l'approvvigionamento di elementi essenziali delle nostre catene produttive. La nostra Europa è oggi accerchiata a oriente dalla guerra di invasione terribile della Russia in Ucraina e accerchiata a sud da eventi quali si sono verificati recentemente lungo il Sahel, con una serie di golpe militari e con il recente conflitto in Medio Oriente. Si tratta di crisi globali che andranno affrontate a livello internazionale, ma sulle quali anche il governo è chiamato ad agire per le conseguenze che si stanno verificando in Italia. Stiamo valutando l'impatto effettivo che, come dicevo, per il momento riguarda alcune direttrici marittime, soprattutto i porti dell'Adriatico, e alcune filiere produttive, soprattutto quella dell'alimentazione, perché il percorso ovviamente intorno all'Africa è un percorso più lungo. Una volta che valutiamo la dimensione di questo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa perseverare questo blocco, quanto possa durare, ovviamente realizzeremo delle misure compensative su coloro che hanno avuto un danno concreto, tangibile, misurabile. Intervista di Filippo Fois al ministro Urso. Andiamo in pubblicità, ancora 2 minuti, e poi torniamo con Focus TG. Andiamo nel Bellunese con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Vedete Agordo, lavoratori in nero e norme di sicurezza violate. Chiuso cantiere, blitz della finanza e dello Spisal durante la demolizione in viale Sommariva. Nell'Agordino un albergatore denunciato impiegava in nero stranieri senza permesso di soggiorno. E poi un'altra brutta storia,
un'altra truffa, la testimonianza, questa signora dice: mi hanno agganciato dicendomi che mio figlio aveva avuto un incidente e mi hanno rapinato. Davvero incredibile che continuino queste truffe, anche l'ingenuità delle persone che ci cascano, perché mai nessun carabiniere, nessun agente di polizia viene a chiedere dei soldi per il coinvolgimento in un incidente di un parente. Per cui bisogna fare molta attenzione, chiudere la porta e poi chiamare i carabinieri. Ci sono sempre nel Bellunese esercitazioni militari aeree ad ogni ora del giorno e della notte, quindi i cittadini sono esausti e ne ha le tasche piene il sindaco di Ponte nelle Alpi. Vediamo, sentiamolo. Noi avevamo già fatto una nota, una lettera alcuni anni fa per questi aerei che passano a forte velocità, creando disagi, facendo molto rumore. E anche in questo periodo abbiamo molti cittadini che chiamano, mi contattano per avere informazioni. La misura è colma. Il frastuono ad ogni ora del giorno e della notte causato dal sorvolo di aerei militari a bassa quota non è più tollerabile. I cittadini di Ponte nelle Alpi, i primi in linea d'aria a subire le conseguenze del passaggio dei caccia, sono stanchi. Nell'ultimo periodo il numero di sorvoli si è intensificato ulteriormente, specie nelle ore pomeridiane e serali, causando stress e paura fra la popolazione. In ore serali ci sono anziani che già dormono, bambini che si addormentano e quindi c'è grande preoccupazione. Vogliamo chiarimenti sulle modalità di queste esercitazioni che debbano essere fatte in orari consoni, magari anche comunicandole per tempo ai comuni, perché a volte abbiamo anche, come dicevo prima, alla mattina presto, al pomeriggio quando riposano e alla sera questi passaggi che infastidiscono davvero. Il problema, che si traduce in forte disagio, era già stato rappresentato dall'amministrazione pontalpina e di nuovo oggi il sindaco Vendramini assieme al comando della polizia locale si è visto costretto a inoltrare una lettera alla prefettura e al 51esimo stormo dell'aeronautica militare e anche all'ARPA per chiedere la misurazione della rumorosità. Siamo consapevoli che tali attività, proprio per la loro natura, non possono essere del tutto eliminate, afferma il sindaco, ma non è il caso di sottoporre il territorio a reiterati passaggi, specialmente in fasce orarie protette. Noi abbiamo un regolamento a Ponte nelle Alpi sulla rumorosità e ovviamente non possono essere sorpassati alcuni limiti che stanno, come ripeto, creando enormi disagi. Crediamo che ci debba essere la massima attenzione alla popolazione non solo del comune di Ponte nelle Alpi ma anche di tutta la Val Belluna. Servizio di Tiziana Bolognani. I disturbi alimentari sono delle patologie che riguardano sempre un maggior numero di giovani e anche di giovanissimi, e se ne parlerà in un convegno dedicato alla sensibilizzazione di questi disturbi. Sentiamo l'Usotto di Vicenza, sentiamo Sharon Di Carlo. Era una patologia tipica della giovane adulta, adesso solo nel 2023 abbiamo avuto 18 ricoveri in pediatria, quindi in una fascia di età che va dai 12 ai 16 anni. Sempre più pazienti e sempre più giovani, e questo è il dato che emerge dal centro di riferimento provinciale per i disturbi del comportamento alimentare del peso. A confermare la gravità e le conseguenze a lungo termine nei casi non riconosciuti è l'aumento dei decessi in Italia per la patologia, la prima causa di morte tra i ragazzi dopo gli incidenti stradali. Come centro di riferimento provinciale riusciamo a intercettare molti casi e sicuramente i più gravi. Nel 2023 abbiamo avuto 250 nuovi casi, come diciamo, nuove richieste che valutiamo sempre con una visita multidisciplinare e una parte di loro sono presi in carico. Come presi in carico totali nel corso dell'anno arriviamo a 500 e oltre utenti, che sono quelli nuovi e quelli già in carico. Il 15-16 marzo la città si colora di lilla con un fine settimana ricco di iniziative dedicato alla sensibilizzazione sugli disturbi dei comportamenti alimentari. Si celebra appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica
la giornata dei disturbi del comportamento alimentare. Il fiocchetto lilla è, diciamo, l'emblema di questa giornata, proprio perché se la problematica è nota permette anche una identificazione precoce. Confido che nel corso della visita di Papa Francesco a Venezia ci possa essere un incontro con i rappresentanti delle diocesi del Triveneto, lo ha detto il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, a margine della inaugurazione del 19° anno di attività della Facoltà Teologica del Triveneto. Il Papa ci ha comunicato durante la visita dell'Imina quello che Venezia, ecco, il Patriarca sapeva da qualche tempo, però l'ha voluto dire in modo ufficiale. Io spero che ci sia un coinvolgimento di tutte le diocesi, ho già invitato i vescovi, è prematuro forse parlare di alcune forme particolari che sta prendendo la visita, però spero ci possa essere un impegno, un incontro, un evento in cui in qualche modo possano essere coinvolte almeno rappresentanti delle diocesi di tutto il Triveneto, perché a me fa piacere, ecco, come metropolita della Regione Veneta, come Presidente della Conferenza Episcopale, che nessuno si senta escluso tra le diocesi nel possibile tempo di permanenza del Papa a Venezia, incominciando dai vescovi e anche da chi può essere rappresentante delle varie diocesi. Nella lista dei teatri che potrebbero diventare monumento nazionale è stato inserito anche il Teatro di Treviso, Mario del Monaco. Il Teatro del Monaco è stato inserito in un provvedimento che è ora in Commissione Cultura, mentre prima ne era stato escluso, è stato inserito con un emendamento del relatore proprio oggi, tra quei teatri che dovrebbero essere annoverati come monumenti nazionali. Ci sarà dunque anche il Mario del Monaco di Treviso nella lista dei teatri italiani che potrebbero diventare monumento nazionale. L'emendamento sollecitato dai deputati trevigiani Dimitri Coin e Ingrid Bise è stato approvato nelle scorse ore in Commissione Cultura, un risultato importante per cui abbiamo lottato. Promuovere l'arte e la cultura deve essere la nostra priorità, hanno voluto sottolineare i due parlamentari. Un riconoscimento meritato, spiegano da Roma, per il ruolo che il palcoscenico della città gioca nello sviluppo turistico ed economico del territorio. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Mario Conte. Accolgo con soddisfazione in attesa che poi tutto diventi legge e quindi anche il nostro teatro Mario del Monaco, che è davvero straordinario, io lo considero uno dei migliori 5 teatri a livello nazionale, diventerà un monumento nazionale della cultura. È un po' una notizia che viene a consolazione della bocciatura di Treviso come capitale della cultura. Ha trionfato, l'ho annunciato poco fa il ministro San Giuliano, ha trionfato l'Aquila. È tutto per oggi, grazie ancora ai registi Andrea Basso e Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Ci sarà a condurre questa sera Filippo Fois e ci vediamo quindi domani con Focus TG. Buona giornata.